Eccoci, ben ritrovati. Parliamo di un tema che ormai scandisce le nostre vite, quello dell'intelligenza artificiale, che sta cambiando anche molte professioni in Italia e nel mondo. Oggi ci focalizziamo in particolare su quella dell'ingegnere, per capire se può essere un aiuto oppure un ostacolo, ad esempio nella gestione del territorio e delle infrastrutture. E poi parliamo di una realtà in particolare, che è quella di Venezia, molto complessa dal punto di vista ingegneristico. Chiediamo tutto ciò a Francesca Domeneghetti, presidente dell'Ordine degli Ingegneri appunto di Venezia. Partiamo proprio da qui, dal ruolo dell'intelligenza artificiale nel vostro mestiere, se sta aiutando o meno e in cosa, in quale settore in particolare, in quale ambito? Io partirei da un dato fondamentale. Nessuna tecnologia, per quanto avanzata, a mio avviso potrà mai sostituire chi siamo, cosa facciamo, la nostra identità e l'intuito profondo che ci rende esseri umani. Detto questo, io credo sia innegabile che siamo di fronte a un cambiamento epocale, una di quelle rivoluzioni che ridefiniscono i confini del nostro lavoro. L'intelligenza artificiale sta sicuramente ridisegnando la professione dell'ingegnere, ma non andando a toglierci lavoro, semplicemente liberandoci finalmente di quella che è la parte più meccanica e ripetitiva. Oggi l'intelligenza artificiale ci costringe a fare un salto di qualità, non siamo solo dei meri esecutori, dei calcolatori, dei disegnatori, non scriviamo solo righe di codice o produciamo elaborati, ma diventiamo registi di un processo decisionale dove l'importanza è data dalla nostra creatività, il nostro senso critico, la nostra responsabilità etica, che conta oggi ancora di più. In fondo, effettivamente l'intelligenza artificiale ci dà delle risposte straordinariamente veloci, ma noi ingegneri dobbiamo avere la capacità di porre le domande giuste, di capire i collegamenti, di capire l'impatto reale che un progetto ha effettivamente sulla vita reale delle persone. Questo secondo me rimane esclusivamente una competenza umana. Su questo però vorrei porre anche l'attenzione: non si può improvvisare esperti grazie all'intelligenza artificiale. È importante affidarsi a figure professionali competenti, ognuno per la propria disciplina, e soprattutto l'appartenenza a un sistema ordinistico come il nostro dà quella qualifica e quella garanzia alla cittadinanza di una solida preparazione, di un rispetto rigoroso della deontologia professionale. Su questo stiamo lavorando tanto anche a livello nazionale con il Comitato Italiano dell'Ingegneria dell'Informazione, per portare al tavolo delle istituzioni un concetto decisivo, che è quello della fiducia. I sistemi di intelligenza artificiale per essere davvero utili devono essere affidabili, dobbiamo sapere ci deve essere trasparenza, dobbiamo sapere da dove arrivano i dati, che siano corretti, ci deve essere qualcuno che li valida, e senza questa fiducia di base rischiamo di fare scelte su fondamenta che nessuno ha mai verificato. Ed è importante anche il contributo dei giovani ingegneri del network del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Loro stanno lavorando su questi temi portando la loro voce, sono coloro che entrano oggi nel mondo della professione e però la vivranno nei prossimi 30 anni. Il modo in cui governiamo oggi l'intelligenza artificiale ci dice che tipo di ingegneria vogliamo essere nel futuro, e secondo noi concreto anche di questo lavoro dei giovani o di quello che volete portare alle istituzioni, come l'intelligenza artificiale appunto potrà venire utilizzata al meglio con tutte queste accortezze che lei ha citato, appunto per la corretta gestione di un territorio, per migliorare una città dal punto di vista anche della vivibilità. Beh, sicuramente l'intelligenza artificiale ci dà un grande aiuto nel gestire una mole di dati indecifrabile, no? Se pensiamo a tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni di adattamento ai cambiamenti climatici, transizione energetica, questo ci ha portato indubbiamente a indagare delle nuove strategie per trasformare in obiettivi quelle che sono opere concrete. Nelle nostre città l'intelligenza artificiale può
essere d'aiuto su molti fronti. Se noi pensiamo per esempio alla manutenzione predittiva delle infrastrutture, no? Noi accumuliamo tutta una serie di dati che arrivano da sensori in tempo reale per poter arrivare prima, prevenire invece di riparare, intervenire prima che un problema diventi effettivamente un'emergenza. Oppure a livello di pianificazione urbana basata su dati reali, concreti, che noi possiamo raccogliere e trasferire all'intelligenza artificiale, come dati sul traffico, sul consumo energetico degli edifici, dati ambientali quali maree, previsioni meteoclimatiche, effetti al suolo che queste possono avere, quindi parliamo di rischio idrogeologico, eccetera. Tutto questo messo a sistema ci dà la possibilità di prevedere, ovviamente prevenire laddove possibile o prepararsi alla gestione dell'emergenza. Se pensiamo alle città con questa nuova applicazione, noi possiamo realizzare e sviluppare gemelli digitali delle città che ci diano la possibilità anche di simulare interventi e opere prima effettivamente di averle costruite, quindi testare l'impatto di queste nuove opere come nuovi ponti, nuovi argini, nuove edificazioni su modelli virtuali che ne consentono di valutare l'efficacia prima di spendere le risorse pubbliche, ovviamente. Chiarissimo e utilissimo. Lei ha parlato di prevenire, non possiamo non citare il Mose e la sua città, dunque Venezia. Le chiedo nello specifico appunto di parlare della condizione, della situazione a Venezia, se ci sono oltre al Mose altri studi che state svolgendo per migliorare appunto anche, lo diceva, dissesto idrogeologico, tutte le varie complicanze che stanno arrivando anche a causa del cambiamento climatico. Sappiamo che è un delicato equilibrio, possiamo dirlo, tra terra e acqua la città. Se avete nuovi studi sul tavolo e altre cose, insomma, che state valutando. Quando si parla di grandi opere sul nostro territorio il pensiero va subito al Mose, giustamente, perché comunque è un sistema di difesa costiera tra i più complessi al mondo e preso a riferimento da tante città costiere che oggi si trovano ad affrontare il problema dell'innalzamento del mare. Sicuramente l'acqua grande del 2019 ci ha dato modo di accelerare il complesso sistema del Mose e metterlo in esercizio e là sostanzialmente identificato come opera strategica per la sopravvivenza della città di Venezia. Il filo conduttore è sicuramente l'acqua, perché c'è la gestione ovviamente di questi eventi, una gestione della laguna, la salvaguardia di un patrimonio storico che è fragile e va tutelato, e la convivenza con un ecosistema lagunare molto complesso e infrastrutture adesso altamente collegate. Ma non c'è solo Mose a tenerci all'asciutto, ci sono tante opere minori, c'è un intero sistema di presidi come paratie locali, barriere puntuali, ad esempio quelle realizzate pochi anni fa sulla Basilica di San Marco e quelle che sono in corso di realizzazione nella piazza di San Marco. Sono opere che insieme al Mose danno maggior sicurezza alla città di Venezia. Però se guardiamo oltre Venezia c'è tutta la terraferma metropolitana, che è solcata da un importante reticolo idrografico e da un sistema di bonifica di canali di bonifica idraulica con idrovore e sistemi di sollevamento meccanico che consentono appunto il drenaggio dell'acqua di falda. Questo è un sistema complesso che va studiato, manutentato, gestito con consapevolezza per far fronte agli eventi estremi, sia di siccità che stiamo vivendo in questo momento, ma anche eventi meteoclimatici molto intensi. Ha fatto benissimo ricordarlo. In chiusura, abbiamo pochissimo tempo ormai, volevo ricordare ai nostri telespettatori che lei è la prima presidente dell'Ordine dopo 100 anni. L'Ordine ha compiuto, appunto, ha festeggiato questo anniversario importantissimo, ma è anche circondata da un team di esperte. Le volevo chiedere che cosa significa per la sua professione questo cambiamento, questo inizio di cambiamento. Beh, sicuramente vivo questa nomina con grande orgoglio e grande responsabilità. Certo a livello nazionale non sono la prima, anzi ci sono tante colleghe che prima di me hanno raggiunto la presidenza di un ordine e anche a livello di Consiglio nazionale operano su tutto il territorio con grande passione e determinazione. A Venezia ha fatto notizia sostanzialmente perché abbiamo appena festeggiato i 100 anni dall'istituzione del nostro albo e questa prima presidenza al femminile di fatto è diventata
ancora purtroppo qualcosa di eccezionale. Di sicuro io e le colleghe siamo in 6 che sono state che hanno raggiunto una percentuale molto elevata di preferenze, per cui siamo orgogliose di questo risultato. Significa che andiamo ben oltre quelle che sono quello che è il mero posizionamento di quote rosa in un consiglio ordinistico, ma non è più una questione di genere, è semplicemente una questione di preparazione e competenza che i nostri iscritti ci hanno riconosciuto. Io spero che questo possa essere un segnale per chi verrà dopo, che possa contribuire a rendere normale quello che oggi ancora fa notizia. Grazie anche per questo appello, grazie a Francesca Domeneghetti per essere stata con noi. Vi ricordiamo che le informazioni continuano su TGcom24, dunque restate con noi. Come padre della sposa, con grande piacere, non proprio